un ordine del giorno in cui ovviamente premetto le condizioni nelle quali ci siamo trovati dopo la decisione di Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d'America, di imporre o minacciare di imporre dazi per l'Unione Europea e dunque anche per il paese governato dall'amica Georgia, e quindi impegno con quest'ordine del giorno la Giunta regionale a stanziare fondi per le compensazioni alle imprese venete danneggiate dai dazi, a stanziare fondi per la realizzazione di iniziative di informazione e di supporto alle imprese affinché possano affrontare le difficoltà derivanti dai dazi e l'individuazione di eventuali sbocchi di mercato alternativi rispetto agli americani, e di attivare tavoli di confronto tra le rappresentanze delle imprese, associazioni di categoria, sindacati, con istituzioni nazionali ed europee al fine di monitorare l'impatto di tali misure sull'economia veneta. Vediamo se queste proposte vi sembrano irricevibili, magari volete fare come ha detto il Presidente Zaia, cogliere le opportunità che i dazi si rappresenteranno anche per le imprese dei veneti. Mi sembrano degli impegni di buon senso, sono ovviamente disponibile a rivederli se c'è qualcosa che non vi convince. Se non vi vanno bene questi, diteci qualcos'altro. Diteci cos'altro secondo voi possiamo fare per aiutare le imprese venete chiamate a confrontarsi con questa sfida grave e inedita.